stato presentato ieri a Matera presso la Gastroteca, dinanzi ad una nutrita platea di giornalisti composta anche da emblematici personaggi che hanno fatto la storia del calcio materano, il nuovo sito internet www.materacalciostory.it. Il neonato portale telematico, nato dall'idea di un gruppo di amici che condivide da sempre la passione per i colori biancazzurri, ha un preciso scopo: parlare del Matera spiegando i diversi passaggi e le diverse discontinuità che hanno caratterizzato la sua storia. Raccontare nel dettaglio la vicenda calcistica materana trasversalmente alle varie entità giuridiche susseguitesi, esaltandone soprattutto il valore sportivo. Avevamo deciso di mettere su questo sito internet l'ironia della sorte, l'abbiamo pensato di fare proprio nel momento in cui 2 anni fa ci è stata tolta la Lega Pro, perché il Matera non si era iscritta alla Lega Pro, per cui ci siamo ritrovati senza calcio a Matera. Quindi si è rafforzata l'idea e quindi la convinzione di poter mettere su un sito internet che esulasse da un sito ufficiale di una squadra di calcio, ma che dovesse raccontare, dovesse essere un'enciclopedia della storia del calcio a Matera. Abbiamo suddiviso il sito in varie sezioni. Ci sono le parti relative ai numeri con la storia stagione per stagione, dove abbiamo risultati, classifiche, le parti proprio statistiche con i calciatori, con tutte le statistiche relative ai precedenti con gli avversari, e quindi questo per accontentare un po' chi ama i numeri, chi ama le statistiche. E poi abbiamo una parte di immagini, proprio la gallery vera e propria, con le fotogallery delle squadre, le fotogallery della tifoseria, una ricca videogallery dove abbiamo già caricato oltre 40 video. E poi ci sono delle parti, diciamo delle piccole chicche, che noi abbiamo chiamato museo virtuale, dove stiamo iniziando a caricare le maglie anno dopo anno. Ma materacalciostory.it avrà anche una sezione dedicata alla cronaca delle stagioni in corso, a cura di Francesco Salerno, Nicola Radogna e Fabio Venezia. Tutto l'impianto del sito internet invece è stato sviluppato dal webmaster Lorenzo Tortorelli. Il fatto che questi giocatori hanno risposto al nostro invito ci hanno inorgoglito e quindi ci hanno onorato della loro presenza qui a Matera in questa location e festeggiare con noi l'esordio di questo sito. E se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, www.materacalciostory.it allora parte già sotto una buona stella, perché da quando è online, ossia soltanto 2 mesi fa, già 15.000 appassionati lo hanno cliccato.